mi faccio questa bella frittata di zucchine, fiori di zucca e cipolla rossa di tropea con uova, parmigiano, speck e stracciatella di bufala. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Un giro d'olio in padella, poi vi tagliate zucchine, cipolla e anche i fiori di zucca che c'erano nelle zucchine. Li facciamo rosolare in padella. Aggiungiamo un po' di sale. Battere le uova con un po' di sale, parmigiano e teniamo da parte. Ora ragazzi, guardate, le zucchine si sono cotte, ecco qua, ora le teniamo da parte e le facciamo raffreddare un po'. Le zucchine si sono raffreddate, adesso unisco uova, pepe e parmigiano. Adesso mescolo tutto ben bene. Nella stessa padella che ho fatto le zucchine, non ho messo altro olio, inizio a mettere metà del composto che abbiamo preparato. Ecco qua, vedete? Lo facciamo prima accorpare un poco, poi dopo mettiamo speck e stracciatella di bufala. Adesso uniamo tutta la stracciatella di bufala. Appoggiamo lo speck dolcemente, così. Ecco qua, vedete? Uniamo l'altra metà di uova, zucchine e tutto il miscafrangisco che abbiamo fatto. Spatolina, ve lo stendete. Adesso con un coperchio la facciamo cuocere. Qua ragazzi è il momento di girare la frittata. Ecco qua. Eccola qua ragazzi, è pronta. Assaggiamo. Ragazzi, non è buona, troppo buona. E se questa frittata la fate anche voi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti.